uomini e donne. Alberto vi saluta anche... C'è Pepe che fa l'idiota come al solito e adesso farà qualche incursione, ma vabbè, uguale. Ascolta, di dove sei? Sono di Parma. Quanti anni c'hai? Tanti. Quasi 30, dai. 29? 29. 29, sono tanti, sono pochi anche. Vabbè, 20, Vabbè. sono 20, dai, fa 20 più anni? figo, sì. Vabbè, Esatto. allora, ha 20 anni. Esatto. È di Parma. Esatto. Allora, ascolta, dici come è cominciato il tuo successo. Ma guarda, mi ha lasciato il fidanzato, io sono stata presa da un momento di... Non è vero che è stato... Ma guarda che incredibile, non ti preoccupare. non ha fatto bene, ci ha perso, scusa. tocca a te. Esatto, esatto. Insomma, io ho preso da un momento di delirio, ho detto, sai che c'è adesso, vado a uomini e donne e mi trovo il fidanzato lì. Perfetto, l'hai trovato. E non l'ho trovato neanche. Non l'hai trovato. Sì, ma non c'è niente da ridere, guarda che è una tragedia, è brutto, Cioè, no, perché dopo 6 mesi ancora mi fermano e mi dicono, ti ha detto di no, bastardi, capito? Vabbè, però al momento sei single? No, sono fidanzata. L'ho trovato in televisione, l'ho trovato appena sono tornata a casa. Va bene, ascolta, come trovi la Sicilia? La Sicilia sicuramente è calda, poi sono molto. andata a mangiare al ristorante, ho mangiato del pesce che non ti dico, quindi insomma una vacanzina ogni tanto ci sta benissimo. Va bene, ok, e allora salutiamo gli amici di Strano Amore Siciliano. Ciao amici. Un bacione grande a Stranamore siciliano. Ciao! Amici telespettatori, non è ancora finita, siamo sempre nel camerino con Fabiano. Fabiano, detto anche Fefe, ha partecipato al Grande Fratello, si è classificato al terzo posto, giusto? Ma già al terzo vincitore morale, amore. Va bene, facciamo le solite domande qui a Fabiano. Allora Fabiano, di dove sei? Io sono Ciociaro Doc, a Ciociaria tra Napoli e Roma. Perfetto. Provincia di Frosinone sarebbe. Esatto. C'avete presente Frosinone? Non c'entra niente, Ceccano. Quanti anni c'hai? 25 anni. 25 anni. Sei single? Sì, single sì. Alla grande sì. È una domanda che volevo Sì. fare io! Sì, Vabbè! single alla grande e cerco ragazza. Ragazzi, e sono venuto qui in Sicilia apposta perché i siciliani siete il numero uno. Bella! Dito? Bellissima. Lo sa pure lui. Vabbè, la Sicilia. Sai, è nel mio cuore la Sicilia. Certo. Va bene, come è cominciato il tuo successo praticamente? Niente, è Grande Fratello. Sono stato me stesso e quella è la cosa che mi ha portato più avanti e più successo di tutti, perché sono stato sempre me stesso, alla grande. E quindi sono anche se non ho vinto, però per la gente sono stato il vincitore morale. Quindi erano meglio i soldi, parliamoci chiaro. Però vabbè, la gente mi vuole bene e quindi i soldi piano piano portano da soli. Vabbè, l'ultima domanda, come trovi la Sicilia? La Sicilia? Gli arancini, buonissimi. O pane cameusa, a sticchiola, da paura. Il cannolo lasciamo perdere che sta a alti livelli, è mondiale.